Nessun provvedimento né natura deliberativa naturalmente è previsto su questo tema. Oggi era un termine interno per gli uffici, perché gli uffici che sono interessati dalla progettualità del quarto lotto sono diversi, quindi oggi gli uffici nell'aspetto tecnico hanno inviato le loro osservazioni. Nei prossimi giorni provvederemo a collazionare un parere unico con anche naturalmente qualche valutazione di natura politica e poi verrà evidentemente trasmesso a Veneto Strade. Nessun atto definitivo, ma di fatto la Giunta ha dato il via libera al progetto che Veneto Strade ha presentato a fine agosto al Comune riguardante il quarto lotto della tangenziale. Un progetto rinnovato rispetto a quello originario che prevedeva 4 corsie, ora invece se ne prevedono 2, una per ogni senso di marcia. Inoltre dovrebbe esserci una leggera modifica per quanto riguarda lo sbocco sulla Feltrina, ora spostato di fronte al centro commerciale Iperlando. Ma la domanda più importante riguarda il tracciato che originariamente passava vicino e anche dentro alcuni terreni privati, in via Casette. Il sindaco Mario Conte ha dato rassicurazione che così non sarà, ma entro il 30 settembre il comune dovrà restituire a Veneto Strade tutte le osservazioni del caso e poi si procederà. Vista l'importanza e quanto noi riteniamo fondamentale per la nostra viabilità il quarto lotto, il progetto che ci è stato mandato è ampiamente e largamente condivisibile, così con la filosofia della sua riduzione, meno consumo del suolo, meno costi di realizzazione, ma poi adesso nei dettagli tecnici e in alcune particolarità che ci sono arrivate avremo i prossimi giorni per confrontarci. All'inizio della prossima settimana Marilena Rosada, da sempre in prima linea contro la realizzazione dell'arteria, insieme ad un comitato di cittadini, incontrerà il sindaco Conte e l'assessore De Checchi per fare il punto sul progetto, ma le premesse non sono rosee. Si continua a dire che questa strada risolverà un sacco di problemi, che ci sarà finalmente la chiusura dell'anello. Voglio ricordare che non sarà una chiusura di anello, perché la strada si fermerà in Feltrina davanti all'Ipperlando. Quindi non ci sarà più nessuna possibilità di costruire quinto, sesto, settimo lotto, quindi non ha nessun valore, è solo un collegamento di 3 chilometri da un supermercato all'altro. Ecco, e quindi io mi sono veramente stancata. Per salvare San Giuseppe da cosa? Che San Giuseppe avrà sempre il traffico ci sarà ovunque perché ci sono troppe macchine e non è che facendo questa tira di 3 chilometri si risolve tutto, non risolve assolutamente niente.